Ricordiamo che il primato europeo appartiene alla squadra sovietica con 3.32.3, quindi oggi è stato sfiorato stamattina in batteria il primato europeo. Ci si attende insomma un nuovo primato del mondo e un nuovo primato europeo in questa finale della staffetta 4% stile libero maschile. In quarta corsia gli Stati Uniti, in quinta l'Unione Sovietica, in sesta la Germania orientale. Gli Stati Uniti al comando, affiancati dai sovietici, cioè Edgar e Bure. Bisogna considerare che Bure è primatista europeo, Bure recente primatista europeo col tempo di 52,5. Questo tempo è valido per essere nuovo primato europeo, e Bure che tocca in 52,26, cioè 52,3, nuovo primato europeo di Vladimir Bure nei 100 metri stile libero. Vladimir Bure col tempo di 52,6 dovrebbe aver ottenuto il nuovo primato europeo. Gli Stati Uniti sono ritornati ora al comando. Per gli Stati Uniti c'è Murphy ora, John Murphy contro Viktor Mazanov e Wilfried Hartung. Ancora gli Stati Uniti al comando a metà gara. È partito ora Jerry Heidenreich per gli Stati Uniti, che ora si avviano nettamente al successo dopo l'exploit di Vladimir Bure. L'exploit di Vladimir Bure per gli Stati Uniti e Heidenreich per la Germania orientale Bruch, per l'Unione Sovietica Boimov. Vediamo in questa ripresa nettamente il vantaggio di Heidenreich, che consegna l'ideale testimone a Max Spitz. Max Spitz che gareggia in ultima frazione. Max Spitz per gli Stati Uniti, Igor Grivennikov per l'Unione Sovietica. Anche Igor Grivennikov aveva ottenuto con Bure lo stesso primato europeo in 52,5. Lo ottennero insieme recentemente ai campionati d'Europa, ma nel caso di Grivennikov non si potrà convalidare il primato perché è stato realizzato in quarta frazione. Vale invece quello di Bure in prima frazione. Eccoci alla conclusione con Stati Uniti e Unione Sovietica nettamente al di sopra delle altre. La lotta è invece per il terzo posto fra Germania orientale e Canada. Ecco il tempo di 3:26,4 che surclassa il precedente primato mondiale di questa mattina. 3:26,4. Nuovo primato del mondo. Vediamo ora per quanto riguarda l'Unione Sovietica, che ha ottenuto il secondo posto, 3:29,7. 3:29,7 è nettamente il nuovo primato europeo anche per l'Unione Sovietica, col 3:29,7, dopo che Bure aveva ottenuto il primato sempre europeo per la distanza dei 100 metri stile libero. Stiamo rivedendo l'arrivo. In quarta corsia tocca Spitz per gli Stati Uniti, il tempo conclusivo di 3:26,4, primato del mondo. In seconda posizione Unione Sovietica, terza è la Germania orientale, poi arrivano Canada e Brasile.